Venne in contatto con due famosi fratelli veneziani che si chiamavano Barbaro. Uno era Daniele faceva di mestiere patriarca ad Aquileia, l'altro invece era Marcantonio, che era invece diplomatico, ambasciatore presso Istanbul. E voi che domani sarete a Venezia vedrete, stando dalla piazza di San Marco, il bacino, vedrete tutto quello che ha costruito Palladio a Venezia, salvo San Francesco della Vigna, che si trova verso la zona nord di Venezia. E quindi ecco, lui finalmente poi, subito a 1570, pubblica il suo codice etico, che erano i 4 libri dell'architettura, un trattato della sua architettura, quindi attraverso questi libri suoi, dove in uno ci mette le ville, nell'altro le chiese, nell'altro i palazzi pubblici, nell'altro i palazzi privati, spiega tutto quello che è il suo concetto di architettura. E quindi noi possiamo risalire a tutto il suo pensiero di architetto, no? Palladio nel frattempo, viaggiando di qua e di là, insomma, gli anni 50 sono gli anni dei palazzi a Vicenza, gli anni 60 sono gli anni del lavoro all'acre alle ville che sono qui. Ha dopo fatto l'insegnamento di come doveva essere, andava a costruire qualcos'altro. Quindi Palladio è il primo architetto moderno della storia, anche perché lui non è che sapeva solo di ingegneria, di statica, di architettura, di matematica, lui conosceva il materiale, ed è quello che manca oggi spesso agli architetti. Costruiscono cose alle volte anche insulse, non c'è nessuna analizzata. Ha creato un linguaggio nuovo che si chiama palladianesimo o classicismo palladiano, che ha iniziato a uscire dall'Italia subito dopo la morte. Gli inglesi, e poi la Russia, poi l'America, poi l'Africa, perché non appena gli schiavi delle piantagioni americane vengono liberati, alcuni restano in America, altri se ne tornano in Africa. Sapete le capanne che hanno iniziato? Attenzione, che ci portiamo qui, che così vi spiego dove si trova il Teatro Olimpico, che comunque adesso è già praticamente chiuso. Vi spiego virtualmente che cos'è il Teatro Olimpico, faceva parte di questo club, chiamiamolo così, che si chiamava Accademia Olimpica. Questa Accademia degli Olimpici nasce in un momento in cui in Italia nascevano dovunque le accademie. Nelle esecuzioni successive si montava di nuovo, ma questi olimpici, che erano molto legati alle tragedie classiche greche, volevano una sede permanente. Ebbene, accontentati, Palladio vede la posa della prima pietra e muore. Per cui il genio è stato poi interpretato da un altro che era il suo braccio destro, ed era molto importante perché finì un sacco di opere di Palladio. Lui si chiamava Vincenzo Scamozzi. E quindi per costruire questo teatro ci sono voluti 5 anni. Qui in terra nostra, giochiamo in casa con Carlo Goldoni, ma poi ancora balletti classici, balletti contemporanei. È un teatro talmente poliedrico che è veramente una cosa interessantissima, ed è il più antico teatro d'Europa e d'Italia, costruito dall'età dei Greci e dei Romani. Di legno è stata smontata pezzo pezzo ed è stata portata a Venezia, nascosta lì, perché Venezia è stata risparmiata dai bombardieri, dagli alleati, a parte la stazione ferroviaria che fu colpita dalle bombe, e anche la chiesa degli Scalzi. La via Postumia la costruirono i Romani per volere di Publio Postumio. Siamo nel 148 a.C., partiva da Genova arco o finestra di Serlio, ed è una cosa che lui copia, mutua da questo architetto suo collega, amico contemporaneo, che si chiama Sebastiano Serlio, ed è un arco centrale con 2
piccoli segmenti di architrave a sinistra e a destra con colonne avvicinate. Insomma, questo modulo lui lo sfrutta benissimo, come adesso vi farò vedere, alla Basilica Palladiana, nella Piazza dei Signori. Propongo questa cosa, chiedo scusa, se vieni qui così ascolti anche tu, siccome la cattedrale, come ho detto, è veramente spoglia, ma devo prima vedere se è possibile, vi porto in quella che è la più bella chiesa vicentina, che è questa, la chiesa di Santa Corona, va bene? Se non riesco a portarvi qui, vi porto in cattedrale. Ma... Stavo dicendo, se nella cattedrale... No, è tutta ricostruita dopo la guerra, qui è ricca, però vediamo Spina della Corona di Cristo. Sì, quella di Pisa. La Corona della Spina, c'è anche la Spina. A Pisa? Pisa, sì, la chiesetta. Però è unica in tutta Italia a chiamarsi Santa Corona. Ecco. Sì, questa come un museo comunale. Passate tutti da questa parte così ve la spiego da fuori e andiamo a fare una puntatina all'interno della cattedrale a questo punto. Ecco il Cristo flagellato e Bartolomeo Breganze che porta dalla Francia la Sacra Spina di Cristo unitamente a un frammento della croce, perché è stato in Francia, a Parigi, dal famoso re Louis, e poi a un certo punto, fatta tutto il restauro della chiesa dai pavimenti fino alle tegole del soffitto, hanno tolto tutto e hanno portato in Vescovado. Veronesi tucumati e vicentini? Sì, anche qui c'è una storia, sapete. Anche qui c'è la storia. Ups, chiedo scusa, l'ho infilzata. Ecco qui, voi direte Romeo e Giulietta, sapete tutti, ma Shakespeare ci ha rubato la storia a Luigi da Porto, che abitava proprio in questa casa con quel balcone lì che sporge. Luigi da Porto è stato lo scrittore di questa famosa storia di Romeo e Giulietta. Qui c'è una delle biblioteche universitarie di Vicenza, Vicenza ha università, che è ingegneria gestionale, matematica, sono soprattutto facoltà tecniche. Tutti sul marciapiede, questa meraviglia che vedete qui a destra è l'atrio dell'unico palazzo di Palladio che sia proprietà di Stato. Qui c'è il Ministero dei Beni Culturali e si chiama Palladio Museum, è nato poco tempo fa, dentro ad un palazzo costruito da Palladio per Montano Barbaran, Palazzo Barbaran si chiama. Piano terra c'è tutta la, bookshop, libreria, sopra c'è questo museo. Intanto che io parlo, guardate a sinistra che non è Palladio, ma guardate quanto carino lo stesso, questo è il gotico veneziano. Mica male, vero? Anche avere una stanzettina sopra sotto il tetto, io sinceramente non è che mi tirerei indietro, ma neanche per idea che mi tiro indietro, è una città talmente vivibile, a misura d'uomo, poche macchine, un sacco di verde a 2 passi da qui, da fare delle belle passeggiate, veramente è una città molto, ed è UNESCO.